Il tram, francamente, cioè, se lei mi chiede se l'avrei fatto, io le dico sinceramente probabilmente di no, però come si fa e come si deve fare è anche una cosa che tu contesti o che comunque insomma, ti dà tante perplessità per come è stato fatto. Cioè, io ho messo 10-12 anni, negozi sono stati chiusi, falliti, adesso non la rifaccio questa cosa. Comunque adesso c'è e ci stiamo occupando di farlo funzionare. Ho chiesto di fare un periodo di pre-esercizio più lungo, volevano fare una settimana, ho detto no. Fatelo un mese e mezzo, sta tutta l'estate avanti e indietro per vedere che non ci siano intoppi eccetera. Devo dire, è stata fatta anche una prova di emergenza sul Ponte della Libertà, perché anche lì abbiamo diciamo, sempre la possibilità che se succede, allora abbiamo fatto queste prove che sono anche previste tra l'altro dalla legge. Fino adesso è andato tutto bene, il tram purtroppo ha questo problema che dicono i tecnici che per i primi 2 anni potrebbero esserci scompensi sulla linea, per cui se succede è perché ci sono delle dilatazioni che non sono amovibili in pratica. Però devo dire che ultimamente sembra che funzioni, io sinceramente mi faccio veramente il segno della croce, abbiamo lavorato tanto, affronteremo tutto, affronteremo anche questa, insomma io sono qua per farlo funzionare ovviamente, certo. Speriamo che funzioni bene per la città, è sempre una cosa in più, è stato speso tanto, poi c'è anche una verifica della Corte dei Conti su questa roba qua, come è stato, però lì io non mi addentro, non ci ho messo becco.